Attenti alle bucce di banana, così aveva esordito mister Carmine Parlato nel descrivere Rieti Tortolì e poi proseguiva, perché queste gare possono rivelarsi complicate o più semplici del previsto a seconda di come le interpreti. A dirigere la gara una terna di 3 regioni, il Fischietto calabrese Salvatore Morabito di Aprianova, primo collaboratore un pugliese, signor Marco Dentico di Bari, secondo collaboratore un molisano, Ruben Testa di Campobasso. A confronto 2 moduli diversi, il 4-3-1-2 di Carmine Parlato contro il 4-3-3 di Virgilio Perra, nel quale c'è da rivolgere particolare attenzione all'attaccante brasiliano Luizinho, un classe 92 autore di un gol, proprio domenica scorsa contro l'Ostia Mare, su 2 partite giocate. Pronti via ed è subito Rieti con Marchegiani che chiama ad una respinta corta al numero 1 Sardo, con fuorigioco successivo di giunta. All'11° primo ammonito dell'incontro è il numero 7 Lucas per fallo su Luciani. Rieti spinge alla ricerca del gol, cross perfetto di Ispas per Marchegiani che sfiora la traversa. Il primo cartellino in casa Rieti al 17° ed è pesantissimo. Giacomo Biondi, che era diffidato, finisce sul taccuino del direttore di gara e dovrà saltare per squalifica il big match di domenica prossima al Balonga Rieti. Si grida al rigore al 20°, messo giù in pieno area Luigi Scotto, ma il direttore di gara non fischia nulla. Per assistere al primo affondo Tortolì occorre arrivare al 24°, ci prova Luizinho con un tiro senza pretese. Alla mezz'ora il Rieti passa in vantaggio, pregevole suggerimento rovesciata di giunta per Marchegiani che segna il suo personale 18° gol stagionale. 2 minuti dopo assist perfetto del solito giunta per Scotto che mette in rete per l'ovazione del pubblico reatino. Bel duetto Scotto-Cuffa al 38° con il capitano Amaranto Celeste che calcia al volo. Con il montaggio di Samuele Angelucci arriviamo alla ripresa e già al primo minuto ammonizione per Bona, il migliore dei sardi, per un fallo macroscopico su Marchegiani. Si rende pericoloso il Tortolì al 5° col Palmieri che calcia alto di pochissimo. Secondo cambio in casa Tortolì, entra Lorenzo Cocco per Daniel Manca. Al 10° arriva il 3° gol Rieti, cross perfetto di Luigi Scotto per Matteo Scevola che per la prima volta in assoluto va in gol in questa stagione. Subito dopo esce Mattias Cuffa per far posto all'ex capitano Fabrizio Tirelli. Tiro piazzato al 13° del brasiliano Luizinho per la facile parata di Davide Scaramuzzino. Al 18° esordio stagionale in casacca Amaranto Celeste per Francesco Proto che prende il posto di Ciccio Giunta. Ancora un cambio in casa Rieti al 22°, esce tra gli applausi Luigi Scotto per far posto a Simone Minincleri. Al 42° il gol della bandiera dei sardi, super gol, sinistro potentissimo di Palmieri all'incrocio dei pali che non dà scampo al bravo Scaramuzzino. La gara termina con il punteggio di 3-1 per il Rieti, tutto davvero facile in una partita dove il Rieti ha giocato davvero al gatto con il topolino. Abbiamo preso 3 gol su corner, su azione conseguente a corner. La difesa non è salita per 3 volte, io poi non so se fosse fuori gioco, ma eppure è una situazione dove noi ci alleniamo, quindi siamo stati un po' distratti. È vero che siamo una squadra giovane, è vero che poi vai fuori casa, in casa del Rieti, prendi 2 gol così e poi è chiaro che è difficile, però un po' di reazione, come dice lei, c'è stata al secondo tempo, ha fatto un po' meglio. Eravamo noi gli artefici del risultato, e cioè potevamo renderla più complicata del previsto o allo stesso tempo meno complicata del previsto. Direi che i ragazzi sono stati molto ma molto bravi nell'aspettare, nell'avere quella pazienza, quella grande pazienza nei primi 45 minuti dove il loro atteggiamento, essendo molto basso, doveva fare in modo di essere, la squadra doveva avere una lucidità nella fase di possesso, di non perdere palla, quindi siamo stati secondo me molto molto bravi nell'avere quella pazienza nei primi 45 minuti. È vero che non abbiamo finalizzato, ma allo stesso tempo c'erano 10 uomini sotto la linea della palla e non era assolutamente facile.